Tasso alcolemico 0,32. Per un autista di bus il valore dovrebbe essere pari a 0. Dennis Panduro, il conducente che guidava lo scuolabus che si è ribaltato da Arqua Petrarca, è risultato positivo all'alcol test 0,32 appunto. Questo è il valore rilevato dai carabinieri che lo hanno fermato mentre vagabondava a piedi a qualche chilometro di distanza dal luogo dell'incidente, lungo la strada regionale 10. Portato in caserma, il 51enne residente a Rovigo è stato arrestato. È accusato di lesioni personali, colpose, plurime e fuga. Questo è l'epilogo della vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il comune di Arqua Petrarca. Gli alunni sono stati miracolati, solo qualche ferita lieve, qualche botta e tanto spavento. Quando gli 11 piccoli studenti della scuola media Naccari sono arrivati all'ospedale di Schiavonia, i medici si aspettavano condizioni ben più gravi, invece fortunatamente stavano tutti bene. Lo scuolabus si è ribaltato verso le 13:30 in via Ganur dopo aver toccato un cordolo. Stando alle testimonianze dei ragazzini, l'autista li avrebbe poi aiutati ad uscire dal mezzo, poi avrebbe pulito con una scopa la macchia di gasolio sull'asfalto e a quel punto si sarebbe allontanato a piedi tentando la fuga. Ero agitato e mi sono fatto prendere dal panico, ha raccontato ai militari. Dennis Panduro è dipendente della ditta SEAF di Este che si era aggiudicata l'appalto del servizio di trasporto scolastico del comune di Arqua. Era al lavoro da 40 giorni, il suo contratto scadeva il prossimo 10 giugno. L'uomo avrebbe già un precedente per guida in stato di ebbrezza nel 2017, è stato denunciato con patente sospesa. Di questi precedenti però la SEAF non sapeva nulla, ma ha annunciato provvedimenti. Anche il sindaco di Arqua, accorso subito sul luogo dell'incidente, ha fatto sapere che rivedrà la concessione dell'appalto.